Un vero e proprio supermarket della droga. Così un uomo di Favara, Antonio Crapa, 45 anni, ha trasformato la propria abitazione al primo piano di un condominio. I clienti arrivavano prevalentemente nel weekend, durante la movida favarese. Lui li aspettava con gli occhi puntati nello schermo a cui era collegato il sistema di videosorveglianza con il quale controllava tutto il perimetro della sua abitazione. Poi, una volta dentro, venivano accompagnati nella stanza in cui avveniva la scelta e la vendita della droga. Una vera e propria attività commerciale stroncata questa mattina dai carabinieri della tenenza di Favara al comando del tenente Niccolò Morandi, coadiuvati dal personale della stazione di Raffadali e del nucleo cinofoli carabinieri di Palermo. Antonio Crapa è finito in galera, deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Al momento dell'ingresso dei militari, Crapa aveva con sé 2 involucri di cocaina, ognuno del peso di circa 45 grammi e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Ad una più accurata perquisizione sono stati inoltre rinvenuti altri 75 grammi di cocaina e 200 di hashish unitamente a bilancini e taglierini. Il materiale e la sostanza stupefacente, che veniva venduta a poco meno di 100 euro al grammo per la cocaina e a circa 20 per l'hashish, è stata sequestrata. Crapa è stato tradotto in carcere a disposizione del magistrato Silvia Baldi per le formalità di rito.